Lo scontro letale di Fagarè è costato la vita alla bimba di 9 anni. La mamma, ora indagata per omicidio stradale, era rimasta sconvolta dagli sfratti e dagli scontri in via Pisa Treviso. Anche lei era sotto sfratto, dice il suo avvocato. Più di 1000 persone in chiesa a Borgoricco per l'addio alla 22enne Eleonora Bigon, morta in un incidente. Vestiti di giallo e con in mano un girasole hanno salutato per l'ultima volta la studentessa morta giovedì sera. Finisce il turno, esce dall'azienda, viene stroncato da un malore, caldo intenso sotto accusa per la morte di un 59enne susegana. Intanto per domani in arrivo forti temporali, allerta gialla. Lutto all'azienda ospedaliera di Padova, morto in Grecia il neurochirurgo Riccardo Perini, era in vacanza con la moglie, un malore lo ha fatto cadere da uno scoglio. 5 arresti per il duplice rogo di un bar tabaccheria a Vicenza, l'obiettivo era quello di lucrare i soldi dell'assicurazione, nei guai il gestore, la figlia e i 3 complici calabresi. Nuovo episodio di violenza, non c'è pace per Mogliano Veneto. La scorsa notte 2 risse in pochi minuti in centro, protagonista uno stesso gruppo che non si è fermato nemmeno di fronte ai carabinieri. Commessa del negozio di Cipriani a Venezia, malmenate da 6 borseggiatrici. Il punto vendita, si legge nel cartello affisso alla porta, chiuso per aggressione. In casa bombe a mano e granate ancora cariche che rischiavano di far saltare in aria l'abitazione, ma anche 2 kg di marijuana. Bellunese arrestato dai carabinieri. Il termometro sfiora i 40 gradi, uno studente in Erasmus a Padova cuoce un uovo nella padella lasciata al sole in terrazzo. Il video dell'esperimento e domani dice proverò con la carne. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale del Veneto, tante le notizie di cronaca di cui parlare. Prima però, come sempre, lanciamo il sondaggio di questa sera, perché anche questa sera come ieri c'è Ring, come sempre dalle 20:45, questa sera con Christian Arboit, ancora una volta la politica sotto i riflettori. Giorgia Meloni lancia la sfida per il Quirinale, dice che è giunto il momento di avere un capo dello Stato non di centrosinistra. La bufera politica, le opposizioni in queste ore vanno all'attacco, sullo sfondo lo scontro sulla nuova legge elettorale. Per questo vi chiediamo, Quirinale, è l'ora di un presidente di destra? Sì, 0422 162 6691, oppure no, 0422 162 6690. Questo è il sondaggio, cominciate a dire la vostra, lo potete fare nel corso di tutti i telegiornali e anche successivamente e anche nella prima parte di Ring. E poi come sempre l'esito questa sera con Christian Arboit. E adesso la cronaca, lo ricorderete, lo scontro fatale di Fagarè di San Biagio di Callalta ha costato la vita a una bimba di appena 9 anni. La mamma, lo sappiamo, ora indagata per omicidio stradale, era rimasta sconvolta dagli sfratti e dagli scontri in via Pisa a Treviso. Lo racconta il suo avvocato, anche lei era sotto sfratto e quel giorno era appena stata rimbalzata dall'ufficio casa del comune. Tempo fa la famiglia aveva ricevuto lo sfratto nonostante fosse in regola con i canoni di affitto e non erano riusciti a trovare un immobile sul mercato privato. Ecco, sappiamo bene qual è la situazione degli affitti ad uso residenziale. Il 16 giugno poi le forze dell'ordine si erano recate presso la struttura per liberare alcune unità dove alloggiavano famiglie con bambini piccoli e questo aveva creato uno stato di paura e di forte smarrimento in Vivian. Racconta le ansie e le paure di una madre, l'avvocato Pastre, difensore di Vivian, la donna indagata per la morte in un tragico incidente stradale della figlioletta Favur Edewede Osabie di soli 9 anni. La bimba viaggiava con la sorellina Victory nell'auto guidata dalla 33enne quando la loro corsa è finita contro un tir il 19 giugno a Fagarè di San Biagio di Callalta a seguito di un'invasione di corsia. Dopo 4 giorni di agonia Edewede è morta al Cafoncello, la madre iscritta nel registro degli indagati per omicidio stradale. Ma quel giorno di metà giugno, prima di mettersi al volante diretta all'ospedale di Oderzo per la visita medica di una delle 2 figlie, Vivian era stata all'ufficio casa del comune. Questo dunque il retroscena. Il 19 giugno, che è il giorno, e quindi arriviamo al giorno dell'incidente mortale, Vivian si è rappresentata personalmente presso l'ufficio casa dove non è stata ricevuta e le è stato fissato un appuntamento in una data di molto successiva. Era scossa Vivian da quando aveva visto quegli scontri sotto casa. L'incertezza del futuro forse la stava divorando durante quel viaggio in ospedale a Oderzo. Per l'avvocato non è solo una circostanza umana, ma visto il fascicolo d'indagine una questione legale e giuridica da soppesare.
emerge veramente uno stato emotivo di forte ansia e stress dovuto a tutte queste vicissitudini, e riteniamo che sia stato un elemento quantomeno di concausa del tragico evento. Ancora uno schianto mortale, diversa la dinamica, diverso lo scenario, è quello della 22enne Eleonora Bigon, morta a Borgoricco a un passo ormai dalla laurea dopo l'ultimo esame. Questa mattina l'addio commosso con più di 1000 persone. Era troppo piccola la chiesa di Borgoricco per contenere tutte le persone che si sono ritrovate con un girasole, una maglia gialla, un palloncino in mano per dire addio a Eleonora Bigon, 21 anni pieni di vita e di energia. Tantissimi giovani e tantissimi amici si sono stretti a mamma Paola, papà Gianni, alle sorelle Alice e Lucrezia, al fidanzato Giacomo. Eleonora, possa tu splendere come il sole e dare vita, colore, energia, profumo, così nell'omelia Don Giovanni Bortignon, parroco della comunità. Straziati da un dolore impossibile da descrivere, i presenti hanno voluto rispettare la vitalità di questa giovane donna morta contro questo muretto mentre tornava a casa con il cuore gonfio di felicità per il 30 e lode del suo ultimo esame prima della laurea allo UAV. In chiesa la tristezza è stata consolata dai colori e dal balsamo dell'amicizia. Tra ricordi la professoressa del liceo Modigliani e tante amiche di Elena. Questo non è un addio, ma un arrivederci. Non credere di sbarazzarti di noi così facilmente. I tuoi amici, la tua famiglia, Giacomo e noi saremo per sempre con te. Però ci hai lasciato una grande ricchezza che conserveremo, il modo in cui guardavi il mondo. E forse il modo migliore per portarti con noi è provare a fare lo stesso. I ricordi di Giacomo, fidanzato, quelli di Lucrezia, la sorellina che ha ringraziato a nome di tutta la famiglia. Veramente grazie, io non mi butterò giù assolutamente, non mi butterò mai giù e lo farò per lei. Le note del mio canto libero di Lucio Battisti hanno accompagnato il saluto sul sagrato. Vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anello. È papà Gianni a far volare il primo palloncino giallo, uno spruzzo di colore che invade l'azzurro del caldo cielo di una giornata di dolore. Tra i presenti anche il presidente della regione Alberto Stefani e il sindaco di Borgoricco Gianluca Pedron, che si sono stretti alla famiglia. Al termine della celebrazione, Eleonora lascia il sagrato della chiesa di San Leonardo. La giovane riposerà nel cimitero di Borgoricco. Una tragedia nel pomeriggio a Susegana, un 59enne dipendente dell'azienda di imballaggi Smurfit K Italia è stato trovato steso a terra, privo di sensi da alcuni passanti all'esterno della fabbrica ed è morto nonostante i soccorsi immediati. L'operaio Franco Favaretto di Villorba stava rincasando dopo aver concluso il turno negli ambienti di produzione. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri. Bisognerà dunque accertare se tra le cause di questo malore c'è l'intenso caldo di queste ore e di questi giorni. Non sarebbe purtroppo la prima volta, come sappiamo, un caldo intenso che continua a creare pesanti disagi, e mentre ancora vige l'allerta regionale per i picchi di calore dal centro funzionale della Protezione Civile del Veneto arriva invece l'allerta gialla anche per i temporali che da domani dovrebbero abbattersi sul territorio. Possibili rovesci sono peraltro possibili anche in queste ore su zone montane e pedemontane, possibili ma più locali anche sulla pianura occidentale. Domani invece dal pomeriggio i temporali interesseranno maggiormente la pianura, anche la pianura, con una probabilità giudicata media di fenomeni intensi, un quadro che ha dunque spinto la Protezione Civile a diramare per domani la fase di attenzione per temporali su tutto il territorio regionale, l'allerta cosiddetta gialla, e sarà gialla l'allerta paradossalmente anche per calore sulle zone di pianura e sulla costa, quindi un'allerta sia per temporali che per il calore. C'è un lutto che colpisce in queste ore l'azienda ospedale Università di Padova, che piange la perdita in modo tragico di un medico stimatissimo. Si tratta del neurochirurgo Riccardo Perini. Il professionista faceva parte dell'equipe del dottor Franco Chioffi, direttore
dell'unità operativa complessa di neurochirurgia. Era in vacanza in Grecia con la moglie quando è stato colto da un malore che avrebbe causato la caduta da uno scoglio. Immediati sono scattati i soccorsi, tutto inutile anche la vana corsa all'ospedale di Atene. La salma del medico rientrerà in Italia la prossima settimana. Una svolta nelle indagini di quello che era stato un incendio che aveva seminato il panico una notte in città. Era il duplice rogo di un bar ospedaletto a Vicenza. Ebbene, l'obiettivo di chi ha incendiato il bar era quello di lucrare i soldi dell'assicurazione. Svolta nell'inchiesta sui 2 incendi che hanno distrutto il bar tabaccheria di via Girotto nel quartiere Ospedaletto di Vicenza. Questa mattina la squadra mobile della Questura, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, diretto dal questore Marco Calì, e il supporto della Guardia di Finanza, ha eseguito 5 arresti. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state firmate dal GIP di Vicenza. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di incendio aggravato continuato, violazione di sigilli e fraudolento danneggiamento di beni assicurati. L'inchiesta nasce dal primo rogo avvenuto il 26 marzo di un anno fa. Fin dall'inizio la polizia aveva notato un particolare ritenuto decisivo: nessun segno di effrazione agli accessi del locale. Poi, dopo il sequestro dell'immobile, l'11 novembre scorso era stata denunciata la violazione dei sigilli e nella notte tra il 27 e 28 gennaio un secondo incendio aveva nuovamente devastato gli stessi locali. Secondo la ricostruzione della procura, il gestore del bar e la nipote, intestatari formali dell'attività, si sarebbero rivolti a 3 complici calabresi di Reggio Calabria per appiccare le fiamme. L'obiettivo sarebbe stato quello di ottenere gli indennizzi assicurativi e, dopo il primo incendio, eliminare le tracce utili alla polizia. Determinanti si sono rivelati i tabulati telefonici e l'analisi delle celle. Gli investigatori hanno ricostruito i movimenti dei presunti esecutori materiali. Per il primo incendio sono partiti dalla Mezzia Terme in aereo fino a Milano Malpensa, raggiungendo poi Vicenza in auto nelle ore precedenti al rogo e rientrando subito dopo in Calabria. Per il secondo episodio, invece, il viaggio era avvenuto interamente in macchina. L'obiettivo degli indagati era quello di trasformare 2 incendi dolosi in un lucroso risarcimento assicurativo. A Mogliano Veneto, adesso, dove non c'è pace davvero per la cittadina, alle prese con una raffica di violenza in questi giorni. La scorsa notte 2 risse in pochi minuti in pieno centro, protagonista uno stesso gruppo che non si è fermato nemmeno di fronte ai carabinieri. Purtroppo anche ieri sera altra rissa qui a Mogliano, proprio in piazza. Queste risse, queste colluttazioni non devono assolutamente avvenire e non possiamo accettarle. Notte di violenza nel centro di Mogliano Veneto. Il primo episodio si è verificato poco distante da Piazza Caduti, dove un ragazzo egiziano di 19 anni, richiedente asilo, è stato aggredito da un gruppo di persone. È stato lui a dare l'allarme. Soccorso dal SUEM 118, è stato trasportato al pronto soccorso di Treviso con ferite giudicate guaribili in alcuni giorni. Gli aggressori, secondo la ricostruzione dei carabinieri, sarebbero un moldavo di 34 anni, un albanese di 32 e 2 donne italiane di 25 e 28 anni, tutti in evidente stato di alterazione alcolica. Pochi minuti dopo, lo stesso gruppo si è spostato in Piazza Caduti, dove è scoppiata una seconda rissa, questa volta con una cittadina cubana di 38 anni e un italiano di 67. Anche loro hanno riportato lesioni lievi e insieme agli altri partecipanti sono stati denunciati a piede libero per rissa. Un nuovo episodio che riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza a Mogliano Veneto. Guarda caso anche questa volta sono coinvolti degli stranieri e residenti qui a Mogliano. Fortunatamente le forze dell'ordine sono intervenute subito. Dopo le mie richieste c'è stato un potenziamento qui a Mogliano
anno il numero di pattuglie è aumentato. Secondo il racconto di un testimone, gli scontri sarebbero proseguiti anche dopo l'arrivo della prima pattuglia dei carabinieri. La situazione sarebbe stata talmente concitata da rendere necessario l'invio di ulteriori militari per riportare la calma. C'erano due ragazze che hanno cominciato a battibeccare, passando una pattuglia dei carabinieri, una delle due la ferma. In quelle sono intervenuti anche due uomini, uno di questi aveva anche un cane, e da lì è partita la rissa, con i carabinieri presenti. Però poi i carabinieri hanno chiamato delle altre pattuglie. Sono arrivate delle altre pattuglie e gli si è tranquillizzata la vicenda. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona saranno ora analizzate per chiarire nel dettaglio quanto accaduto e accertare le singole responsabilità. Da Mogliano a Venezia, Venezia centro storico, dove la consigliera comunale del gruppo misto, da tutti nota come Lady Pickpocket, Monica Poli, invoca un presidio fisso all'indomani dell'aggressione subita dalle commesse del negozio di Arrigo Cipriani, Bottega de Arrigo, una violenza che ha spinto ad affiggere un cartello molto particolare. Le luci sono accese ma il negozio è chiuso per aggressione. Questo dopo che la manager e una commessa della bottega di Arrigo sono state aggredite fisicamente e verbalmente da 6 borseggiatrici. Pugni, calci, bottigliate sono state colpite anche con l'ombrello ed entrambe finite all'ospedale. La commessa con un dente rotto e un dito fratturato, la manager con una caviglia gonfia, contusioni di vario genere e un braccio dolorante. Tutto perché dopo settimane che le borseggiatrici passavano in Calle Barcaroli, zona Frezzaria San Marco, dove c'è il nuovo negozio di Cipriani, borseggiando i turisti, le due dipendenti avvisavano le clienti di chiudere bene la borsa. Comportamento che le borseggiatrici non hanno gradito e dopo varie minacce anche di morte sono passate alle mani. Chiudere l'attività per diversi giorni è un segno di protesta per una situazione ormai fuori controllo. Nessuno in zona vuole parlare, tutti hanno paura e non è la prima volta che un commerciante viene preso di mira solo perché osa ostacolare l'attività di queste persone, che sono sempre più aggressive, come evidenzia chi li conosce bene e gli dà la caccia quotidianamente. Loro ti offendono, ti minacciano di morte se le guardi, ma soprattutto anche le persone anziane si mettono attorno e gli augurano la morte, e poi alzano le mani. Sanno benissimo che sono tutelate. E questa è la verità, perché all'interno di questa banda di borseggiatrici, perché diciamolo, non sono tantissime rispetto all'altro anno, ma lavorano come fossero il numero dell'anno precedente. Quindi sono 10, lavorano per 30. C'è una, che è stata coinvolta nella maxi inchiesta del nucleo investigativo dei carabinieri ed è qui libera a rubare. Poi ci sono gli uomini. Ne sono arrivati tantissimi, ne sono arrivati tanti, sono troppi. E prendono d'assalto Piazzale Roma. Ecco, noi è un paio di giorni che siamo a Piazzale Roma, l'altra sera ne abbiamo contati 17. 17 sono tanti. E ieri sera lo stesso, ieri sera anche erano davanti ai pontili, come sempre, davanti ai pontili di Piazzale Roma. Abbiamo subito allertato le forze dell'ordine che prontamente sono arrivate, pochissimi minuti, però sappiamo benissimo che se arrivano in divisa loro scappano. La richiesta di Poli è sempre la stessa. Presidi fissi, perché almeno loro se ne vanno, e questo non ne sono certa, però sono troppi in questo momento. Da Venezia a Belluno, con un blitz dei carabinieri in un'abitazione con un arsenale molto pericoloso. La follia di un bellunese che aveva ammassato in casa armi ed esplosivi ha messo in pericolo tutti quelli che gli abitavano vicino. Pericolo sventato solo grazie a una brillante operazione del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri. All'interno delle sue abitazioni i militari hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale di reperti bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Bombe a mano, granate, spolette e altri ordigni risultati essere ancora caricati con esplosivo ad alto potenziale che avrebbero potuto causare un vero e proprio disastro.
Alla fine della perquisizione gli sono stati sequestrati anche 2 kg di marijuana già essiccata. Le indagini hanno poi portato a una seconda perquisizione presso il domicilio di un altro cittadino, anche lui con cittadinanza italiana, e anche nella sua casa i militari hanno rinvenuto e sequestrato materiale bellico, una granata tipo shrapnel, 4 pugnali e una baionetta, tutti illecitamente detenuti. Il primo dei 2 uomini è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato associato alla casa circondariale di Belluno. Il secondo è stato deferito in libertà. Del caldo parliamo, abbiamo parlato anche in questo telegiornale, purtroppo anche con notizie drammatiche, ma c'è anche chi sorride con questo caldo, meglio fa qualche strano esperimento, qualche curioso esperimento con il caldo, come quello di uno studente in Erasmus a Padova. Guardate. Ha postato questo video in Instagram ed è subito diventato virale. Il caldo fa strani effetti anche alle uova. Per questo studente Erasmus che vive a Padova, 37 gradi, segna il meteo e lui prova a cuocere un uovo nella padella lasciata sul terrazzo. Un'ora al sole per la padella in terrazzo ed ecco il risultato. Caldissimo a Padova, conclude lo studente, e visto che è riuscito a cucinare un uovo, domani pensa di replicare cucinando anche della carne. Tomorrow I'm gonna use meat. I have to do it. È tutto, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.